Non solo i grandi eventi come la Dunata degli Alpini o l'Home Festival, anche un doppio appuntamento settimanale, da sempre nelle normali abitudini dei trevigiani, come il mercato di Treviso, ora si dota di barriere per impedire a qualche malintenzionato di farvi irruzione a bordo di auto o furgoni. Ieri, nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, la responsabile dell'ufficio del governo Laura Lega ha chiesto che vengano posizionate adeguate protezioni anche agli accessi di Borgo Mazzini, Piazza del Grano e Piazzale Burchiellati, punti sensibili quando si riempiono di gente che affolla le corsie tra le bancarelle. Presenti al tavolo tecnico il sindaco Giovanni Manildo e il vice Roberto Grigoletto, che hanno a loro volta incaricato la polizia locale di studiare le modalità per mettere in atto il provvedimento, garantendo la sicurezza ma cercando di preservare l'arredo urbano e l'estetica delle due piazze, tanto che lo stesso prefetto Lega avrebbe suggerito di posizionare delle fioriere, belle da vedere ma abbastanza pesanti da costituire un ostacolo alla corsa di camion o furgoni.